Con Tommaso Volpe a commentare una sconfitta casalinga, ma dopo una partita sicuramente intensa in cui obiettivamente almeno il pareggio lo meritavate. Sì, è stata una partita equilibrata fino alla fine, abbiamo dato tutto quello che potevamo dare, è stata una partita vinta sugli errori della squadra avversaria e loro li hanno sfruttati meglio, nient'altro da dire. Il campionato vostro rimane eccellente, 16 punti, quando è iniziata questa partita eravate addirittura quarti in classifica, l'aveste vinta, eravate a 3 punti dalla prima, insomma all'inizio di stagione di lottare per la promozione non era contemplato, Tommaso. Sì, il nostro obiettivo all'inizio della stagione era appunto cercare di rimanere in questa categoria. Ci siamo resi conto andando avanti che le nostre capacità sono ben altre e cerchiamo sempre di dare il tutto per tutto in ogni partita, sperando di vincerle tutte appunto, senza nessuna paura di vincere. Sul piano personale il bel gol all'inizio, la freddezza nell'avere sfruttato un contropiede a 3, la sfortuna sul tiro libero diretto dove hai colpito il palo. Sì. Peccato, lì probabilmente magari una maggiore freddezza da parte della squadra intera nello sfruttare queste situazioni a tiro libero diretto, magari poteva orientare il match in maniera diversa. Sì, appunto su una partita basata sugli errori, non si possono sbagliare, 4 tiri diretti così. Un fattore su cui lavorare. Sì, sicuramente. La cosa piacevole è che avrete sempre e comunque opportunità, cominciando già fra 2 giorni perché sarai di nuovo in pista con l'Under 23. Sì. Insomma, questa è una stagione dove giocherai tanto, Tommaso. Sì, giocherò tanto, per fortuna. Speriamo di crescere tutti insieme e ci fa bene comunque giocare tanto, secondo me. Allora dai, si recupera e pronti a ricominciare. Grazie Tommaso, buona serata.